Amici di Sportisiri, buona serata e un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la 10ª giornata del campionato di Serie C1 che vede scendere in campo Merlo e Tremme Calcio a 5. Con qualche interruzione, c'è anche tanto freddo, Condori sicuramente dalla sua prostetica ci aiuta a capire proprio questo. Inizia anche il match con il primo pallone verso Molinaro. Runfolo, palla in cosa sola, si gira benissimo, Runfolo guarda la porta, carica anche il destro con il Moulet che la respinge, poi lascia lì a Rizzuto, ma si era coordinato benissimo Runfolo perché nel giro di pochi istanti ha stoppato il pallone, ha guardato la porta e ha sparato fortissimo. E Calvaruso può puntare, secondo palo, sceglie invece la soluzione Runfolo, si gira, sponda, Calvaruso, Moulet, bravissimo qui a rimanere in piedi fino all'ultimo, che parata ancora, tantissimi anni, poi Molinaro, e stava per farlo benissimo, non bisogna mai farlo calciare, ma adesso ci daranno anche, poi calcio da fuori, Molinaro, Buon Giovanni, recupera il pallone, cambia tutto per Girgenti, rientra, può cacciare sul destro, Verroso, La Rosa è uno schema per la conclusione di Ricotta, Murata, può calciare, Cottone, guarda i compagni, poi La Rosa con la punta, blocca Moulet e fa il gol dello 0-1, cuore verso la telecamera, dedica speciale per Leandro La Rosa che sblocca questo risultato con un tiro da fuori. Al momento si era vista che era la specialità di Moulet, questa volta non è stato perfetto, 0-1, però a battere che va con potenza, respinge Verroso, sbaglia Molinaro col fisico, Cottone da dietro sul pallone, grande il suo lavoro, poi Ricotta apre per Cottone, secondo palo, Ricotta ancora guarda la porta, cerca la conclusione, poi Calvaruso da due passi, con quel facilissimo, fa 0-2 risultanza e l'abbraccio con Gianmario Fuschi. Affaticato, trattenuta, si continua, secondo palo, La Rosa, Moulet ancora, Girgenti con la punta e prende sul palo affaticato che salva tutto. Adesso un po' di sfortuna però per il Merlo. La pressione non perfetta di Molinaro, guarda la porta, spara fortissimo sul primo palo, batte Moulet, questa volta non poteva nulla ed è 0-3, l'abbraccio con i compagni. Poi scivola Rizzuto, non ci arriva questa volta, La Rosa va sul mancino destro, poi con la punta sul palo lontano, 0-4. Si ferma il Merlo Calcio a 5 che dopo tantissimi salti utili consecutivi, poi Catalano salta tutti, poi La Rosa e va bene così perché finisce il match 0-4 tra Merlo Calcio a 5 e Tremme Calcio a 5. Vince dunque la formazione del presidente Angelo De Simone con un poker